Francesca, cliente Intesa San Paolo, utilizza il portale InBiz per gestire l'operatività della sua azienda. Scopri subito le funzionalità della nuova area di lavoro dedicata alla gestione del circolante. Dal menu che trovi sulla spalla di sinistra, accedi alle aree di lavoro e clicca su Gestione circolante. Quest'area consente di visualizzare le informazioni relative all'andamento del contratto di factoring, ma anche di effettuare diverse attività in autonomia. Il menu interno si compone di 6 macro funzionalità. La sezione monitoraggio ti offre una sintesi immediata dei principali indicatori relativi all'operatività di factoring. Qui potrai trovare lo stato delle tue presentazioni, i crediti in essere, l'importo utilizzato, i clienti in cessione, i massimali operativi e lo scadenziario crediti. Per ogni dato presentato puoi visualizzare facilmente ulteriori dettagli più approfonditi. All'interno di Gestione crediti potrai consultare lo stato delle tue presentazioni e i documenti inseriti. Per farlo avrai 2 tab a disposizione. Nel tab Presentazioni trovi l'elenco delle presentazioni e il loro stato. Ad esempio, puoi verificare se sono state accettate dalla banca o se sono ancora in lavorazione. Nel tab Documenti trovi invece tutti i documenti che sono inseriti all'interno delle presentazioni, come fatture o note di credito. Con la funzione Mostra filtri puoi ottenere in modo rapido le informazioni che desideri, avviando una ricerca attraverso la maschera dedicata. Inoltre, potrai procedere con nuove richieste di cessione crediti sia con la funzione Inserisci, che ti permetterà di aggiungere un documento alla volta, sia con la funzione Carica, per caricare un file contenente più documenti. Nella sezione Clienti in cessione puoi richiedere una linea factoring pro soluto o pro solvendo sui tuoi clienti, monitorare lo stato di lavorazione delle richieste, modificare le informazioni dei clienti che sono già stati valutati positivamente e verificare gli importi deliberati dalla banca. Anche in questo caso potrai inserire un cliente alla volta oppure caricare un file contenente un elenco di clienti. La sezione Conti di factoring ti mostra l'elenco dei conti di evidenza, ovvero la struttura contabile utilizzata per rilevare le operazioni di factoring con il relativo dettaglio dei movimenti. Nel tab Riepilogo troverai i crediti in essere per ogni conto factoring, con relativa indicazione di quelli scaduti, quelli che i tuoi clienti hanno riconosciuto, quelli approvati in prosoluto e quelli anticipati. Nel tab Movimenti potrai visualizzare il dettaglio dei movimenti su ogni conto di factoring e scaricare tutte le contabili relative. Alla voce Comunicazione incasso potrai segnalare per le operazioni senza notifica tutti gli incassi che hai ricevuto dai tuoi clienti e che dovrai girare alla banca attraverso il caricamento di un file con l'apposito modulo preimpostato. Con la funzione Servizi di reportistica puoi visualizzare l'elenco completo dei report messi a disposizione dalla banca con la relativa descrizione e frequenza. Puoi scegliere quali ricevere via mail, quali disattivare e modificare l'indirizzo mail di ricezione per ogni report in elenco. Potrai attivare nuovi report o disattivare report attivi cliccando sulla voce Impostazioni. Se hai bisogno di altri chiarimenti, contatta il servizio assistenza attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30. Trovi il numero verde e il codice azienda da comunicare all'operatore nella sezione in alto a destra. Qui potrai consultare anche molti manuali e una selezione di guide e video tutorial.